Il Feverin di Libris, voi avete presentato un libri alle librerie moderne di Udine, alle di Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, e alle Bielpaz che si chiama Metti via quel cellulare, discorsi di Enfrilis Generations. Buongiorno Cazzullo, benvenuto all'interno di questo nostro spazio. Buongiorno, grazie per l'invito, sono incantato del Fregolano che è una lingua bellissima, molto musicale, molto dolce. Beh, la verrò a trovare stasera così magari la sentirà ulteriormente. Sì, è molto musicale, molto bella. Ecco, le lingue quando non sono dei fattori, diciamo così, esclusivi, ma quando vengono poste sono sempre molto belle, oserei dire tutte, ecco. Non so che ne pensa lei. Io sono assolutamente convinto del fatto che la bellezza di essere italiani è essere diversi gli uni dagli altri e il legame che ognuno di noi ha per la sua piccola patria, il dialetto, il territorio, il campanile, è una cosa bella e sacrosanta, anche perché dal mio punto di vista non è incompatibile con il legame che ci lega alla patria comune che è l'Italia. Sono stato ieri sul Grappa e sul Piave a fare un reportage che uscirà domani sul Corriere della Sera. 100 anni fa in qualche modo nasceva l'Italia, il Friuli in questi giorni stava soffrendo in modo terribile l'occupazione tedesca, austriaca, slava, e gli italiani cercavano di fermare il nemico. Eravamo un popolo giovane, non ci capivamo neanche tra di noi, ognuno parlava il suo dialetto e in qualche modo invece lì dimostravamo che l'Italia era un fatto compiuto, non più un'espressione geografica, ma una nazione che però al suo interno ha lingue, culture e sensibilità diverse che vanno valorizzate e rispettate. Ecco, però purtroppo non è sempre il caso dei nostri giorni, abbiamo un'altra sfida anche globale, l'avere più culture rende più europei e credo che anche questo sia un particolare importante. Ecco. Sono d'accordo, Ciampi diceva io mi sento profondamente livornese, toscano, italiano ed europeo. E devo dire che quando io vengo nel nord-est trovo una grandissima attenzione in generale alla cultura, ai libri, è la zona d'Italia in cui c'è più domanda di libri. È vero. Poi oggi oltre che Udine sarò anche a Monfalcone, la libreria Ubic, sono librerie che funzionano molto bene, sono piene di gente. Sono stato a Pordenone Legge, la prima presentazione in assoluto di Metti via quel cellulare l'ho fatta domenica 17 settembre a Pordenone Legge, era il mio compleanno, è stato il più bel compleanno della mia vita, c'erano i miei figli, c'erano 800 persone. È stata una cosa molto bella. E ieri parlavo con una persona che mi diceva tu dici il calore dei friulani, no? Il calore dei friulani non vuol dire urlare, vuol dire essere attenti, rispettosi, condividere i sentimenti. Questo è un libro pieno di sentimenti, l'ho scritto con i miei figli, è un libro sulla famiglia e devo dire che ho trovato molto, molto calore, quel tipo di calore che mi interessa. Ecco, è molto curiosa anche l'impostazione, proprio lei l'ha scritto con i figli, noi siamo più o meno coetanei, ho pochi anni più di lei, e quindi capisco sia una mentalità che l'altra, perché è molto divertente, perché non è uno scontro proprio diretto, ma è una discussione su quello che è il ruolo anche del cellulare, che a dire il vero, chiaramente le persone molto più giovani salvano e non vedono solo come motivo di esclusione, come possiamo vedere talvolta noi, comunque. Io sono partito in modo abbastanza deciso perché volevo quasi fare una predica, un'invettiva, poi mi sono reso conto che era più utile il dialogo. Per cui all'inizio le posizioni sono molto diverse, anche abbastanza dure. Poi man mano che andiamo avanti parliamo di come il cellulare ha cambiato la vita in famiglia, a scuola, le relazioni tra le persone, ma anche l'economia, la società, la politica. Allora qualche volta io do ragione ai miei figli, qualche volta i miei figli hanno ragione a me. Su un punto loro hanno ragione. Il cellulare può anche servire ad avvicinare le generazioni. Ad esempio qualche volta abbiamo fatto serata in famiglia, io e mia moglie facevamo sentire ai ragazzi su YouTube le canzoni di Dalla, De Gregori, Battiato, e loro ci facevano sentire i rapper o i giovani cantautori, c'è uno che si chiama Calcutta, sì, che è bravissimo. conosco E adesso bene. mi spiegavano i miei figli, lo conosce, mi spiegavano i miei figli che le nonne che vivono ad Alba, il nostro paese dove siamo nati, in Piemonte, e mentre noi stiamo a Roma, le nonne hanno imparato a usare WhatsApp per comunicare con i nipoti, i nonni stanno ancora imparando, ma come noto le donne non più in gamba, le donne erediteranno la terra e in questo momento le nonne e i nipoti stanno chattando come diavoli su un gruppo che si chiama Nonne alla riscossa. È vero, però anche non ne discutiamo mai, ecco, sembra che ci sia proprio questa frattura generazionale, che poi anche questa dei limiti generazionali è importante perché li fa superare, fa capire, questo è anche il nostro ruolo di adulti ogni tanto, di metterci più che da parte, magari di opporre degli ostacoli e seguire mentre le persone più giovani li superano, questo è anche uno dei ruoli quando si va avanti, però è curioso come anche le persone addirittura più anziane si siano impadronite di questi oggetti come il cellulare e lo smartphone. Ecco, l'importante è che siamo noi i padroni del cellulare e non viceversa, altrimenti avrebbe ragione, sempre per restare in Friuli, Altan quando dice
è il record, ogni cellulare possiede un italiano. Cioè, se non riusciamo più a farne a meno, se cadiamo nel vortice della rete come criceti nella ruota che correndo restano sempre nello stesso punto, allora il cellulare e la rete in generale può dare alienazione, e il rischio ad esempio che corrano i nostri giovani, anche perché le attività a cui si dedica più tempo in rete sono il porno e i videogiochi, attività che si fanno da soli, altro che social, solitudine, oppure sui social capita che si faccia del male. Magari una ragazzina posta un'immagine innocente così e finisce nelle mani sbagliate e viene usata contro di lei. È successo l'altro giorno a Modena. Oppure penso agli odiatori, agli insulti, alle cattiverie, anche se anche lì mio figlio Francesco mi fa notare: papà, ricordati la storia di Montolivo, il giocatore del Milan che si è rotto la gamba, ha ricevuto in rete solidarietà ma anche minacce, devi morire, e lui ha risposto: una carezza anche a quelli che mi hanno augurato la morte, e in questo modo ha disarmato gli odiatori e li ha sconfitti. Interessante perché si sta discutendo anche di tutta una serie di argomenti. Noi lo stiamo facendo in questa radio da anni, perché il nostro esperto che si chiama Giorgio Iannis, diciamo che ha tutta un'altra formazione, diciamo letteraria, però allo stesso tempo si è appassionato al linguaggio della rete, è un semiologo, e stiamo discutendo da anni proprio di queste cose, di come la rete e anche il cellulare in questo caso si è impadronita di noi, anziché noi impadronirci di questa che è un'opportunità, ricordiamolo. Non so che ne pensa lei, Cazzullo. Certo, è una grande opportunità e anche un grande strumento di partecipazione, però ho l'impressione che non si innesti sugli anni della partecipazione, gli anni della politica, anni 60, 70, che hanno fatto anche un sacco di guai in Italia, ma è stato anche l'ultimo tempo in cui i giovani hanno creduto che si potesse essere felici soltanto tutti assieme, affidando la vita alla politica. Sono andati incontro a una grande sconfitta, ma la mia generazione, io sono cresciuto negli anni 80, 90, noi abbiamo creduto che si potesse essere felici soltanto ognuno per proprio conto. Siamo la generazione del riflusso, la ritirata nel privato, la febbre del sabato sera, anche ballare, che ballava da soli. È vero. Anche noi siamo andati incontro alla disillusione, no? Però ho l'impressione che la rete si innesti sugli anni dell'individualismo e lo faccia degenerare nel narcisismo. Il cellulare è uno specchio e l'immagine su cui siamo chini è sempre la nostra. Vogliamo far sapere al mondo quello che stiamo mangiando, bevendo, quello che pensiamo, quello che vediamo. E siccome il mondo di noi non importa molto, questo genera frustrazione, perché in rete tutti ascoltano, tutti parlano, pochi ascoltano. E allora per farsi sentire in una discussione si sente il bisogno di alzare la voce, nessuno comincia dicendo non sono d'accordo con te, si comincia insultando, denigrando, e le fake news, le notizie false, saranno sempre più lette delle notizie vere. Ma i miei figli mi rispondono: papà, la rete non è né buona né cattiva in sé, la rete è come noi la rendiamo, renderla umana sarà la sfida della nostra generazione, e noi faremo lavori che oggi non esistono o non esistono i nomi per definirli. Il futuro è nelle nostre mani, e l'importante è che facciamo della rete un'opportunità e non la nostra padrona. Ecco, io ho trovato Francesco e Rossana molto maturi all'interno di Metti via quel cellulare. Insomma, il sogno di ogni papà è che i figli siano migliori